Buongiorno, 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 ben ritrovati con Focus TG, sono le 12 in punto, tantissime notizie da darvi, collegamenti con i nostri inviati nelle province del Veneto. Dovremo collegarci subito con Mestre, dove c'è Nicola Marcato per noi, l'ennesima spaccata, un incubo ormai per i negozianti, non passa giorno senza che non ci siano intrusioni in negozi, in esercizi, bar, ristoranti, di tutto e di più. A te la linea, Nicola. Buongiorno, buongiorno a te direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, è vero, si alza la tensione fra i commercianti perché continuano ad esserci in pieno centro a Mestre delle spaccate. Questa volta hanno colpito questo centro di estetica in pieno centro, in via Brenta Vecchia. Come vedete qui i ladri hanno tentato di aprire la porta e sono stati anche filmati dalle telecamere del negozio, però non ce l'hanno fatta. Diversamente invece è andata in un altro negozio in via Calle del Sale, un negozio di tattoo, dove sono riusciti a forzare la porta e hanno rubato il fondo cassa di 50 euro e anche un telefono. L'allarme, come dicevi tu direttore, è in crescita e adesso vorremmo sentire anche la titolare, la socia di questo negozio, che si chiama Deborah Lucatello, che con la socia Diane Trabuio gestisce questo centro estetico. Naturalmente abbiamo già chiesto il permesso, ci siamo accordati. Ecco Deborah, possiamo sentirti un attimo? Sì, ecco. Buongiorno, salve. Ecco, la situazione è decisamente allarmante, voi commercianti siete arrabbiati. Qui i malfattori sono stati addirittura ripresi. Allora sì, noi purtroppo abbiamo avuto questa bruttissima esperienza il martedì notte e abbiamo delle telecamere appunto qui in negozio, hanno ripreso queste due persone che sembrerebbero forse una di colore e una, non abbiamo bene la nazionalità o che cosa, però hanno cercato di entrare, hanno rotto ovviamente il vetro, la porta di vetro, quindi dei grossi danni. È la seconda volta che questa volta non sono entrati, ma mentre nella prima purtroppo ci hanno fatto dei grossi danni di più di 4.000 euro. E siamo stanchi di questa situazione molto, perché non ci sentiamo sicuri. Non ci siamo protetti ovviamente perché qui succede tutti i giorni uno spaccio continuo di gente che spaccia direttamente qui davanti, proprio nella zona, davanti alla vetrina. Anche in pieno giorno? Anche in pieno giorno, esatto, tutte le ore del giorno. Quindi noi siamo stanchi e questo ci porta purtroppo a prendere delle decisioni che se andiamo avanti così dobbiamo chiudere. Senta, nel furto che avevate subito in passato sono riusciti a portare via molto materiale? Molto e soprattutto delle cose ben precise, è quello che siamo preoccupati, perché in un negozio del genere come il nostro non abbiamo tantissime cose, però bisogna veramente sapere cosa cercano. A me hanno portato via dei prodotti dove specifici, quindi e nella stessa cosa della mia collega, delle cose che non ci permettevano più di lavorare, ecco. Dunque amarezza e disagio fra i commercianti e domani li lasciamo lavorare. Domani è prevista anche una manifestazione, domani pomeriggio qui a Mestre, verso alle 18:30 saranno presenti migliaia di persone e molte associazioni, anche sono 75 le associazioni. È una manifestazione per chiedere più sicurezza e più controlli. A voi la linea. Grazie molte a Nicola Marcato e al negoziante che ha avuto la gentilezza di risponderci, commentare, perché molti sono talmente esasperati che non vogliono parlare con le televisioni e i giornali. Andiamo a Vicenza, dove ci sono stati calci, botte tra minorenni. Vediamo le immagini della zuffa in un parcheggio della città che sono diventate virali sui social.
Una mega rissa tra adolescenti in pieno giorno, senza che nessun adulto intervenga. Queste sono solo alcune foto e spezzoni video che, pubblicate e diventate virali nei social, testimoniano quanto è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale della città. Minorenni, una cinquantina, che si danno appuntamento per picchiarsi ed altri incaricati a documentare tutto. È l'ultima frontiera del divertimento e della trasgressione che sta prendendo piede a Vicenza. Un segnale inquietante che pone a tutti, non solo agli educatori, la necessità di dare risposte concrete al disagio giovanile crescente che si manifesta sempre più spesso anche così. I giovani protagonisti di vicende anche tremende come quella di Vedelago, dove dei ragazzi hanno sequestrato un uomo tenendolo in ostaggio e ripulendogli il bancomat. Ne parleremo più avanti. Vediamo altre notizie dal Gazzettino di Venezia. Troppo vecchia, 50 anni per essere assunta come cameriera, si fa avanti il Taisì di Spresiano, di proprietà di Remo Mosole. Signora, venga qui, per noi l'età non è un problema. Vedremo di parlare poi più tardi con Mosole, con i protagonisti di questa vicenda, ma intanto andiamo a Padova perché abbiamo parlato e continueremo a parlare ancora dello scambio di persona che è costato la vita a Matteo Toffanin. 30 anni fa un ragazzo che è stato ucciso in una giornata, dopo essere tornato da una giornata al mare, era in macchina con la sua fidanzata, è stato colpito e ucciso da killer che invece volevano uccidere un esponente della Mala del Brenta. Vediamo. È stato ascoltato per ore in procura come test Marino Bonaldo, il 70enne pregiudicato padovano, reale obiettivo dell'agguato mortale avvenuto il 3 maggio del 1992 a Padova e costato la vita al 23enne Matteo Toffanin, la cui unica colpa era quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato e con la macchina identica a quella del Bonaldo. La procura, dopo alcuni elementi comparsi casualmente durante un'indagine della squadra mobile di Padova, ha riaperto il caso indagando 2 persone. I 2 presunti killer che crivellarono la macchina di Toffanin a colpi di lupara sono 2 padovani ex affiliati della Mala del Brenta, come lo era all'epoca dei fatti Marino Bonaldo. Il 70enne ieri davanti al pubblico ministero ha confermato di conoscere i 2 indagati, ma si è detto convinto di non essere lui l'obiettivo dei killer. Secondo le indagini, nel maggio del 1992 Marino Bonaldo sarebbe stato coinvolto in un giro di droga non pagata e per questo gli uomini di Maniero avrebbero voluto eliminarlo. L'agguato in via Tassoni alla Guizza, dove Bonaldo viveva nel condominio proprio davanti a quello della fidanzata di Toffanin. La coppia di giovani stava rientrando da una giornata al mare. Matteo quel giorno guidava l'auto dello zio che, come aveva ricordato 6 anni fa ai nostri microfoni Cristina, la sua fidanzata ferita nella sparatoria, era identica a quella del Bonaldo. Purtroppo moltissime coincidenze, il fatto che questo malavitoso abitasse di fronte a casa mia in via Tassoni, che avesse la stessa macchina, lo stesso colore, modello e una parte della targa molto simili alla nostra. Sono 31 anni che Cristina Marcadella, la fidanzata dell'epoca di Matteo Toffanin, e la famiglia del ragazzo aspettano che giustizia sia fatta. Ora una nuova speranza che ha permesso di riaprire il procedimento che nel 1993 era stato archiviato a carico di ignoti. I 2 indagati sembra fossero prima amici e sodali con Marino Bonaldo e poi, per affari poco chiari, ci sarebbero stati degli attriti. Nel febbraio del 1992 il negozio di Bonaldo in via Savonarola venne crivellato a colpi di pistola. Le sue dichiarazioni ora permetteranno di aggiungere tasselli all'indagine. In regia questa mattina Andrea Basso e Italo Morao e tutti i nostri tecnici per Focus TG. Andiamo avanti con la cronaca nera. Sono agli arresti domiciliari, vi accennavo prima, i 2 ragazzi che sabato scorso, maggiorenni, insieme ad un minorenne, hanno sequestrato, picchiato e rapinato un 50enne impiegato. Il capo della Procura di Treviso, il dottor Marco Martani, dice è un fatto di una gravità senza precedenti e di grande allarme sociale.
Lo ha adescato in un sito per incontri sessuali. Per giorni hanno chattato fino a sabato scorso, quando gli ha dato appuntamento a Vedelago. È stato proprio il quindicenne che ha parlato con la vittima, la quale sembra ignorasse l'età del giovane. Un piano architettato nei minimi dettagli. L'impiegato ha parcheggiato poco distante al casolare, poi quando è entrato è scattata la trappola. Dentro ad attenderlo c'erano i 2 maggiorenni che lo hanno stordito con il taser, picchiato a sangue e legato mani e piedi con il nastro adesivo sulla bocca. È veramente molto triste e preoccupante vedere come ragazzi così giovani, che non vengono da un ambiente delinquenziale ma sono ragazzi comuni del territorio di Treviso, abbiano potuto escogitare un piano criminoso così sconvolgente, così preoccupante e pericoloso. In queste ore gli inquirenti stanno ricostruendo il piano criminale e stanno indagando per verificare se questa non fosse la loro prima vittima. Non abbiamo motivi né per escluderlo, neanche per confermare che ci siano precedenti casi. Indubbiamente la pubblicità che ha avuto questo episodio potrebbe indurre eventuali vittime di precedenti episodi, se ci sono stati, a venire allo scoperto e denunciarli. Certo è che i 3 aguzzini facevano leva sulla vergogna delle vittime e quindi sulla loro omertà. Sotto sequestro anche i telefoni dei 3 ragazzi che potrebbero fornire elementi importanti proprio su questo aspetto. Tutti e 3 rispondono di sequestro di persona e rapina aggravata. La responsabilità è di tutti, perché per il principio del concorso nel reato che c'è nel nostro ordinamento, quando più persone collaborano, sia pure con ruoli diversi, a compiere un reato, rispondono tutti quanti del fatto intero. Fra i 3, 19, 20 e 15 anni, sarebbe proprio il minorenne la mente della banda. Durante il blitz i carabinieri hanno prima fermato il 19enne che in bici stava andando a prelevare i soldi dal bancomat dopo aver estorto con violenza il codice PIN alla vittima. Poi hanno fatto irruzione nel casolare, dove gli altri 2 tenevano sotto controllo l'impiegato legato e disteso a terra. A segnalare che cadeva qualcosa di anomalo nel casolare alcuni cittadini. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma. È stato veramente importantissimo il controllo sociale del territorio, perché chi ha segnalato la situazione sospetta ai carabinieri è sicuramente un cittadino meritevole, e poi anche i carabinieri che hanno saputo intervenire con tempestività e professionalità e stroncare questo episodio praticamente prima che potesse arrivare a conseguenze peggiori, liberando la vittima. Focus TG, tutte le notizie dal nostro territorio. Andremo più tardi a Bassano del Grappa, torneremo a Vicenza, a Padova, a Venezia, a Belluno, a Rovigo. Insomma, andremo a darvi conto di tutto quello che succede, ma una notizia che ci impone di tornare a Treviso, perché Mario Conte, il sindaco di Treviso, ha scritto una lettera a Giancarlo Gentilini, che ieri ha annunciato il suo addio alla politica. Prima di collegarci con il sindaco di Treviso in diretta, risentiamo l'intervista del vecchio leone della politica trevigiana, Giancarlo Gentilini, che a 94 anni ha detto: non ho più l'età. Vediamo. Di Treviso, il leone di Treviso, Giancarlo Gentilini, lo sceriffo che si stacca la stella e non vuol fare più politica. A te la linea, Cristian. Sì, direttore, buongiorno. Mi trovo qui in casa Gentilini con Simone Merlo, insomma, sceriffo, leone della politica, insomma, le tue definizioni sono quelle giuste, ma Giancarlo Gentilini è ancora un leone. Già, io graffio ancora. Ciao Baccialli, è una grande soddisfazione di parlare con te, perché porti avanti tanti progetti che io ho sempre fatto per la mia città e per i miei cittadini. Ecco, perché siamo qui oggi, direttore? Perché in un'intervista esclusiva al Gazzettino, possiamo dirlo, a firma di Paolo Calia, Giancarlo Gentilini ha preannunciato il suo addio alle scene politiche, insomma non si ricandiderà più come candidato consigliere a Cassugana. È un addio, insomma, scioccante per certi versi, sindaco. Caro Baccialli, sai che ognuno di noi ha una vita fisica e una vita politica, mentre quella fisica non dipende dal portatore, quella politica dipende da quello che ha calcato per tanti anni le scene politiche. Io ricevo adesso in continuazione
grandi preghiere da parte dei miei cittadini, i quali dicono: signor Sindaco, torni lei, sentiamo la sua mancanza, abbiamo nostalgia. Ma questa è una implorazione che cozza contro quel principio che io ho sempre nella vita: non sono in grado di ipotecare il futuro, e quando non sei in grado di realizzare quello che sogni è tempo di tirare i remi in barca. Quindi oggi dico ai miei cittadini, i quali chiedono: ma se non si candida, almeno ci dica chi dobbiamo votare. E allora torno sul palcoscenico della politica trevigiana e indicherò quelle persone che sono in grado di appoggiare Mario Conte. Mario Conte che non ha nessuna alternativa, e quindi sarà il futuro sindaco che io appoggerò, ma dovrà essere così circondato da personaggi che hanno nel cuore la filosofia gentiliniana. I gentiliniani, perché i gentiliniani ci sono ancora. E Mario Conte è un gentiliniano. Sì, certo, tutti quanti, qualcuno ha cambiato partito, ma non mi frega proprio assolutamente niente. Io sono un leghista, ho portato avanti il mio credo: Dio, patria e famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi, e ho degli amici che mi hanno accompagnato in tanti e tanti anni, e quelli meritano di tornare ad appoggiare Mario Conte, che è di sopra di ogni sospetto, perché tutti quelli che si offrono a diventare sindaco devono ancora fare le ossa, perché non si può creare un sindaco così venuto dal niente, dal nulla. Io ho fatto il sindaco perché ho vissuto i momenti della guerra e tutte le traversie della città di Treviso, e quindi ho cercato di seminare e portare Treviso e la Lega in tutto il mondo, perché ricordatevi che nel 94 la Lega è nata a Vittorio Veneto e è stata portata in tutto il mondo. Grande sindaco Gentilini, ieri al microfono di Christian Arboit. E poi avremo Mario Conte, che oggi sui giornali del Veneto ha scritto una lettera a Gentilini chiedendogli di restare. Andiamo a Bassano del Grappa, dove infuriano le polemiche sull'ISAC, la casa di riposo di cui il sindaco Pavan ha chiesto le dimissioni di tutto il CDA, che è stato sfiduciato, è stato tradito, ha detto il primo cittadino, il 50% del mandato che noi avevamo affidato all'ISAC 5 anni fa. Vediamo. Alcuni giorni fa il CDA è stato incontrato da me, dal vice sindaco, dall'assessore Zanatta, e in quel momento è stato detto al CDA che l'amministrazione, la maggioranza, non può riporre fiducia nel loro modo di lavorare. È il sindaco Elena Pavan, con a fianco l'assessore al sociale Mavi Zanatta, la presidente della quarta commissione consigliare Lucia Fincato, il capogruppo di maggioranza delle liste Pavan Sindaco, Lega e Forza Italia, a spiegare alla città di Bassano la posizione dell'amministrazione comunale nei riguardi di ISAC. Nominato poco dopo l'insediamento del sindaco Pavan, il CDA di ISAC ha assolto il suo mandato al 50%. Oggi i rapporti sono compromessi, perché il termometro di come si sta all'interno della casa di riposo è il tasso di occupazione dei posti, e com'è possibile che le altre case del territorio siano piene e ci sia lista d'attesa per entrare, e invece ISAC abbia circa 150 posti vuoti. E se questi non fossero vuoti, questo sarebbe già il primo strumento per riuscire a contenere anche i costi delle rette. Nella giornata di ieri 2 membri del CDA, entrambi medici, Antonio Iavernaro e Giovanni Meneghetti, hanno rassegnato le dimissioni. I 2 non saranno surrogati a breve, precisa il sindaco. A chi resta Elena Pavan, che ricorda come il comune non abbia alcun potere di revoca, chiede un passo indietro. Nel frattempo i problemi restano scottanti, con l'aumento
aumento delle rette partito inizio febbraio che già ha messo in crisi molte famiglie. Si era parlato di rettificare le rette, ma non in questo senso. È una cosa di cui siamo venuti a conoscenza quando è stata pubblicata la delibera. E il pensiero va a chi a Villa Serena nel pensionato Sturm vive o lavora. Sono gli operatori che si occupano tutto il giorno dell'ospite e quindi sono loro che sono in grado, se lavorano in un ambiente sereno, di regalare un sorriso. Ed è una lunga storia quella dell'ISAC e dei rapporti anche con Rete Veneta, che se n'è occupata per molto tempo, facendo segnalazioni e anticipazioni, dando voce alle famiglie dei pazienti. Vediamo il riepilogo in questo servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. 16 gennaio 1843. È questa la data di fondazione dell'ISAC, Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini, voluto dalla città di Bassano per assistere i più fragili, gli anziani, le persone che non potevano lavorare. È questo lo spirito che sarebbe stato tradito dal Consiglio di amministrazione in carica, come la stessa maggioranza di governo, a partire dal sindaco Elena Pavan, ha riconosciuto in modo pubblico poche ore fa. A sollevare dubbi e a raccontare ai bassanesi quanto stava accadendo senza mai stancarsi è stata in questi mesi Rete Veneta, che per questo è stata anche querelata per diffamazione. Un racconto partito dalle segnalazioni dei familiari degli ospiti e dai lavoratori assistiti dai sindacati. È stata Rete Veneta a dare notizia dell'incontro del 22 dicembre tra la Giunta Pavan e il Consiglio di amministrazione dell'ISAC, a mostrare la delibera con l'aumento delle rette a carico degli ospiti partito il 1 febbraio, con inevitabili ripercussioni su centinaia di famiglie. Sempre Rete Veneta ha dato conto della tensione in commissione consiliare lo scorso 8 febbraio, della fumata nera tra i lavoratori in stato di agitazione per il mancato ritiro dello studio di fattibilità sulla privatizzazione e i vertici dell'IPAV in prefettura a Vicenza il 13 febbraio. Noi abbiamo anche raccontato come gli operatori dell'ISAC non abbiano mai preso in considerazione lo sciopero. Troppo fragili gli anziani ospiti per lasciarli soli. Nei nostri servizi abbiamo anche anticipato che la maggioranza e la Giunta Pavan avevano comunicato qualche giorno fa la sfiducia al Consiglio di amministrazione di ISAC, cosa annunciata pubblicamente oggi dal sindaco Pavan in conferenza stampa come atto di responsabilità nei confronti degli ospiti, dei familiari, della città di Bassano. Adesso Villa Serena e il pensionato Sturm hanno bisogno di serenità, di trovare un nuovo equilibrio. I vertici sono invitati dalla città di Bassano a fare un passo indietro perché la missione di cura affidata 180 anni fa dai bassanesi a questo istituto possa continuare. Allora, fra poco ci colleghiamo con Francesco Rattai, tra pochissimo, da Maserà, perché c'è una crisi dovuta alla siccità e quindi gli agricoltori sono in grosse difficoltà. Però in scaletta abbiamo un servizio sulla Confagricoltura e la siccità, quindi la posizione della Confagricoltura su questo gravissimo problema che sta davvero mettendo in grosse difficoltà tutti coloro che hanno a che fare col settore primario. Vediamo il servizio e poi andiamo subito in diretta da Francesco Rattai a Maserà per la crisi dei coltivatori del radicchio. Vediamo. La siccità record che ha contraddistinto lo scorso anno sta per ripetersi e le conseguenze sono drammatiche. Gli agricoltori alzano la voce e lanciano l'allarme. La riduzione della semina di mais si attesterebbe già al 30% in meno. È un problema ancora più grosso dell'anno scorso. Non era mai successo. No, non era mai successo. Una siccità, un calo delle falde così non era mai successo. Penso nell'arco degli ultimi 50 anni noi non abbiamo memoria di questa cosa sicuramente, insomma. Cosa bisognerebbe che piovesse in questo momento? In che modo? Per quanto tempo? Ma bisognerebbe fare come una volta quando pioveva le settimane intere, ma dovrebbe venire anche piano e non le bombe d'acqua, che altrimenti quelle sono tutte delle acque che non restano nel territorio. E già, la prospettiva è anche peggio. Se nell'immediato non sono previste precipitazioni copiose e gentili, il rischio bombe d'acqua, che si sono ripetute numerose volte lo scorso anno, è invece un'eventualità molto probabile, che necessita di un concreto cambio di rotta per ridurre il rischio idrogeologico. Quello che si sta pensando da tanto
tanti anni, di trattenere l'acqua, di fare i famosi invasi, di utilizzare, non lo so, le ex cavi, i bacini, tutto quello che può servire per trattenere l'acqua quando viene da sola dal cielo e utilizzarla nei momenti di bisogno, nei periodi estivi, insomma. Altrimenti se un altro anno così sicuramente avremo un'agricoltura che è in ginocchio, che sicuramente. Non a caso si parla di banche d'acqua. Sì, ma ci vorranno degli invasi che possono trattenere, non dico tutta l'acqua che viene nell'inverno, ma quasi. Per pianificare questo è necessario e non più rimandabile tornare ai tavoli con tutti gli enti preposti, dalla Regione in primis, fino ai consorzi di bonifica e procedere. Sono già stati fatti passi concreti? Ma passi concreti penso veramente pochi, anche perché sono delle cose a livello di infrastrutture che ci vogliono anni di progettazione. I tavoli sono già stati fatti e il problema è che, ripeto, sono cose che purtroppo hanno una programmazione pluriennale. Servizio di Daniele Garbini, adesso ci colleghiamo in diretta con Francesco Rattai a Maserà per il radicchio. A te la linea Francesco. Grazie direttore, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. C'è un'immagine abbastanza eloquente, questa qui. Prendiamo un po' di terra e ne esce polvere. Polvere perché le colture sono secche. Se noi tiriamo fuori, vedete, anche le radici non sono ricche di fango come dovrebbe essere. Siamo insieme a Cristiana Scarabello della CIA di Padova, che appunto ci spiegava, vedete, non riescono ad assorbire perché non c'è acqua. Sì, infatti non c'è acqua e questo fa sì che purtroppo il frutto, come si vede bene, non è maturato, non è cresciuto. E questo purtroppo ha danneggiato moltissimo la produzione, perché ha ridotto la produzione. Vediamo anche le pore dietro di noi che purtroppo non hanno una vegetazione come dovrebbe essere, come è stato negli anni precedenti. E purtroppo nei primi 15 giorni di febbraio ha piovuto pochissimo e il terreno è arido. Come dovrebbero essere queste piante? Adesso noi le vediamo, si vede che stanno soffrendo perché sono molto secche, ma lei ci diceva che dovrebbero essere più rigogliose. La loro vegetazione, innanzitutto le foglie dovrebbero essere tutte belle dritte e vediamo che non sono dritte, ma dovrebbero essere molto più alte, la vegetazione dovrebbe essere più rigogliosa, insomma, ecco. Voi avete in questo campo appunto cipollotti, porre, di là c'è del radicchietto, avete anche raccolto il radicchio che ha sofferto tantissimo. Sì, abbiamo raccolto il radicchio, adesso l'abbiamo raccolto perché chiaramente la stagione, stiamo andando avanti con la stagione e ha sofferto moltissimo quando l'abbiamo trapiantato, perché chiaramente nei mesi di luglio e agosto non pioveva e l'acqua era con ci veniva data a scaglioni, quindi alla fine ha sofferto moltissimo, insomma, ecco. E inevitabilmente questo va a ripercuotersi anche sulle tasche dei consumatori che questi prodotti li comprano nei mercati, perché mancando il prodotto per la legge del mercato inevitabilmente il prezzo aumenta. Sì, purtroppo sì, perché comunque sappiamo bene che anche le materie prime sono aumentate e soprattutto se c'è carenza di prodotto, come ha detto lei, purtroppo la legge del mercato è così, insomma, ecco. Ecco, questa direttore è la situazione direttamente dai campi, è una situazione veramente preoccupante che ha ripercussioni sulla vita quotidiana di tutti quanti, perché come dicevamo al mercato e nei supermercati andiamo tutti a comprare i prodotti della terra. Ti restituisco la linea. Grazie molto a Francesco Rattai, alla sua ospite, e adesso andiamo invece in diretta a Treviso, dove Daniela Sizzia è in compagnia del sindaco Mario Conte, che ha scritto una lettera a Gentilini invitandolo a restare. Dovremmo averlo, dovremmo avere Daniela Sizzia in diretta da Treviso. Ditemi se siamo già pronti col collegamento, altrimenti eccolo lì. Ecco, Daniela, ti vedo, ti sentiamo. Ti sentiamo. Buongiorno, sì, l'hai detto. Vai.
L'hai detto tu, Giancarlo Gentilini ieri ai nostri microfoni ha detto ufficialmente addio alla politica, non si ricandida per le elezioni in primavera, le elezioni amministrative. Ovviamente il suo appoggio, il suo augurio al sindaco Conte, ma anche un po' un monito a prestare attenzione a Fratelli d'Italia. Il sindaco Mario Conte ha scritto una lettera aperta a Gentilini ringraziandolo, ma non solo, sindaco. Sì, è difficile ringraziare solo attraverso una lettera quanto fatto da Giancarlo Gentilini per la città di Treviso, per i cittadini trevigiani, ma direi per la politica italiana, perché ricordo che lo sceriffo Gentilini ha cambiato la figura del sindaco in Italia, dal sindaco di palazzo al sindaco in mezzo alla gente, e sulla base dei suoi insegnamenti che quotidianamente arrivano attraverso delle lettere straordinarie scritte a mano o dei ritagli di giornale con i suoi commenti, io continuo a servire la mia comunità esattamente come ci ha insegnato Giancarlo, e quindi volevo ringraziarlo. L'unico difetto che registriamo è quella data di nascita che risulta essere 1929, che gli fa avere un'età importante, e quindi capisco la sua scelta. È una scelta tra l'altro di grande responsabilità, l'ennesimo atto di responsabilità nei confronti della comunità, però lui resterà sempre lo sceriffo numero 1 in Italia e resterà sempre il sindaco della città di Treviso, quindi io non sono assolutamente geloso di condividere con lui questo ruolo. E continuerà a chiedere consigli ad un calibro come quello di Giancarlo Gentilini? Assolutamente sì, lui mi ha, come dicevo prima, quotidianamente mi ha riempito di consigli, osservazioni, qualche tiratina d'orecchia come solo lui sa fare, perché se vede qualcosa distorto nella città te lo segnala subito, però è esattamente questo lo spirito che dobbiamo avere noi amministratori, molto attenti, a servizio della comunità, anche critici, perché significa continuare a alzare l'asticella della qualità della vita dei nostri cittadini. Quindi davvero un grazie enorme al sindaco Gentilini, che per me resta sempre un punto di riferimento insieme a Gobbo, insieme a Zaia, insieme a quegli amministratori straordinari della Lega che mi hanno insegnato a far politica e mi hanno fatto diventare il sindaco della città di Treviso. Quando si parla di Gentilini si dice sempre il sindaco di Treviso, nonostante tutto, e era un po' un annuncio però aspettato, lo ha detto anche lei, vista anche l'età ovviamente. Sì, devo dire che però lui, nonostante l'età, è ancora un leone attivissimo e pieno di grinta, quindi per me poteva tranquillamente continuare ad andare avanti, e anzi io l'avrei voluto ancora al mio fianco. So però che al mio fianco lui ci sarà, magari non nel ruolo di consigliere comunale, ma nel ruolo di amico, di amante della città, di padre spirituale politico, quindi insomma io so che posso contare su Giancarlo. Tra l'altro ieri mi ha fatto arrivare un messaggio davvero emozionante dopo aver letto e ricevuto la lettera, quindi io non posso che ringraziare che la mia vita ha incrociato quella di Giancarlo, perché dopo aver conosciuto lui, aver vissuto delle esperienze insieme a lui, sono certamente un uomo migliore, un amministratore più preparato. Ecco, direttore, se mi permetti un'ultima domanda, perché noi siamo qui parlando di amare la città, perché c'è stato oggi la presentazione di un importante progetto che restituisce un'opera proprio a Treviso. Magari in breve ce lo spiega, sindaco? Sì, oggi riqualifichiamo il Palazzo da Borso che ospitava il Manzato. Qui con un investimento da oltre 2 milioni di euro porteremo i lavori pubblici, quindi un'inversione di rotta rispetto al recente passato del centro-sinistra, dove gli immobili, i gioielli della città vengono riqualificati, riconsegnati alla città. Ricordo che il centro-sinistra che oggi si candida contro di me era anche quell'amministrazione che aveva svenduto il palazzo della prefettura, il palazzo Signoria in Piazza dei Signori. Quindi noi i gioielli della nostra città li riqualifichiamo, li riconsegniamo alla città, ma soprattutto riportiamo gli uffici in città, e quindi questo sarà un volano importante anche per l'economia della città. Da Treviso, direttore, è tutto. Ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia e al sindaco di Treviso Mario Conte. Noi adesso andiamo in pubblicità. Ricordo che si è proprio concluso da 4 minuti il blocco al traffico, la limitazione al traffico per via dell'inquinamento molto alto in tutte le maggiori città del Veneto, limitazione che è andata dalle 8:30 alle
12,30, per Eurodiesel 5, per auto vecchie. Insomma, si sta facendo di tutto per fare abbassare le soglie al PM10. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi, grazie. In regia questa mattina con Italo Morao anche il mitico Alessandro Granziero e Francesca Pezzo. Andiamo a Rocca Pietre perché la turista che aveva offeso i residenti e il sindaco dicendo che si erano comportati da lazzaroni dopo la tempesta di Vaia è stata condannata a pagare 11.000 euro. Dovremmo collegarci con Fabio Fioravanzi, vediamo se è in diretta o se abbiamo un servizio. Dopo le condanne penali nei confronti di Laura Internicola è arrivata anche una sentenza civile per gli insulti agli abitanti di Rocca Pietre, da Vaia alle aule di tribunale per i serralli di Sottoguda, devastati e da allora in attesa di poter tornare alla pubblica fruizione. Connessi ai danni causati dal tornado sono finiti a giudizio epiteti scurrili ed altri quali lazzaroni ed assistenzialisti scritti dalla turista bresciana, non nuova a esternazioni offensive e relative condanne sul proprio profilo Facebook. La diffusione allargata fu dovuta al fatto che Laura Internicola si era taggata sulla pagina Serralli di Sottoguda, rivolgendosi quindi in maniera inequivocabile alla popolazione di Rocca Pietre e poi agli agordini in genere. Diffamazione che ha portato alla condanna dell'autrice ad un risarcimento di 11.000 euro nei confronti del Comune e alla pubblicazione del dispositivo stesso. Ma la notizia sulla condanna a risarcire il Comune di 11.000 euro da parte del Tribunale Belluno alla nostra detrattrice che post Vaia ci aveva apostrofati con parole abbastanza pesanti, dico ci aveva perché aveva apostrofato con parole pesanti l'intera popolazione del comune di Rocca, in quanto lei riteneva che fossimo degli assistenzialisti incapaci, eccetera. Non sto qui a elencarle, c'è scritto nella sentenza bene comunque. La condanna è esemplare perché sta a dimostrare finalmente che anche sulle pagine Facebook non si può scrivere tutto quello che si vuole. I leoni da tastiera non possono scrivere tutto quello che vogliono. Ad accorgersi di quanto scritto prima il 12 gennaio 2019 e poi ancora 10 giorni dopo fu la consigliera comunale Lucia Farenzena. L'azione legale da parte dell'amministrazione comunale fu immediata ed ora ha avuto soddisfazione dopo un lungo e complesso carteggio tra le parti grazie alla sentenza emessa dal Tribunale di Belluno. Degrado e mancanza di sicurezza nelle grandi città, tra queste ovviamente Vicenza, dove ci sono stati controlli a raffica da parte delle forze dell'ordine nelle ultime ore nei quartieri, ma anche a ridosso delle scuole. A Vicenza, raffica di controlli nei quartieri a rischio segnalati dai cittadini. Campomarzo, il quadrilatero di strade attorno alla stazione ferroviaria, Giardini Salvi, San Pio X, Laghetto, la zona Ferrovieri, Ponte degli Angeli e Via della Pace. Ispezionati anche i centri commerciali, mentre nelle ore serali è stato pattugliato il centro storico. Controlli serrati sugli edifici abbandonati e anche a ridosso delle scuole per l'entrata e uscita degli studenti, per evitare situazioni di illegalità, ma non è stata rilevata alcuna criticità. Nel corso di tutta l'operazione sono stati controllati 6 locali, 57 veicoli e 109 persone, di cui 43 straniere e 26 con precedenti penali o di polizia. Al termine il questore ha firmato 5 avvisi orali, 4 fogli di via per 3 anni da Vicenza e 2 decreti di allontanamento dall'Italia nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che sono risultati irregolari e con a proprio carico pregiudizi penali o di polizia. E vediamo anche i controlli sulla sicurezza del lavoro. Qui siamo con i carabinieri di Noventa, sempre del Vicentino, hanno controllato aziende agricole del Basso Vicentino e questi controlli hanno portato a sanzioni per migliaia di euro. Vediamo.
Aziende agricole del Basso Vicentino al setaccio nell'ambito dei controlli dei carabinieri di Noventa Vicentina e del nucleo ispettorato del lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno portato a sanzioni per oltre 8.000 euro nei confronti di un'azienda di produzione avicola e all'adozione di provvedimenti sospensivi dell'attività imprenditoriale per violazione della normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la denuncia del titolare della società. Per violazione di alcune norme della stessa normativa è stata invece sanzionata un'impresa agricola di ristorazione con somministrazione di polli da carne per un importo superiore ai 200 euro. Torniamo nell'Alto Vicentino, perché a Valbrenta è stato ritrovato un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente sono in arrivo gli artificieri e certamente sarà probabilmente fatto brillare o lì o da qualche altra parte. Sentiamo in diretta Monica Smiderle. A te la linea, Monica. Buongiorno a tutti, sono con il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli a Cismon del Grappa in via Roma. Durante i lavori di scavo per la posa della condotta fognaria è stato ritrovato un ordigno bellico inesploso. Sindaco, si tratta di una granata da 305 mm della prima guerra mondiale. Sì, purtroppo sì, perché è la seconda volta, insomma, come è un po' noto a tutti. La precedente situazione era collegata a una bomba della seconda guerra mondiale, però anche questa ha un quantitativo di tritolo importante, quindi si stanno facendo le valutazioni del caso. Gli artificieri si sono presi 2 giorni perché, da quanto ho capito, non essendo ovviamente un tecnico, appunto, tenendo conto della quantità di esplosivo presente, ci sono delle normative da seguire, quindi l'intervento dipende un po' da queste cose. Ovviamente per noi è un ulteriore, problema, perché quei lavori sono gli stessi, che hanno dato luogo al primo rinvenimento e stanno ponendo, l'abitato di Cismon in una situazione di difficoltà, quindi si aggiunge difficoltà alla difficoltà, però insomma siamo anche fiduciosi che questa volta magari l'intervento possa essere meno impattante per la comunità. Ricordiamo infatti che a maggio dell'anno scorso era stata rinvenuta una bomba da 1000 libre della seconda guerra mondiale in via Porteghetti, a circa 1 chilometro di distanza dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno bellico giusto l'altro giorno. Sì, e questo, come ben dice lei, poi ha comportato una serie di interventi che hanno costretto anche i residenti ad allontanarsi per un giorno, creare tutto un sistema di protezione, un cordone di protezione, e quindi che quello è che si auspica di evitare questo, magari anche con la possibilità che l'intervento d'altro canto consenta anche ai lavori di ETRA di proseguire, magari non nelle immediate vicinanze, però questo dovrà tener conto delle solite questioni, quindi dei punti sensibili, della vicinanza delle scuole, della ferrovia, della statale. Insomma, siamo in attesa un po' del riscontro finale per fare insieme alla prefettura tutte le valutazioni del caso. Anche perché, sindaco, in questo caso via Roma è una via centrale del paese e la granata si trova a pochi metri dalle abitazioni. Sì, a pochissimi metri dalle abitazioni. Una granata che, come diceva, ha un certo quantitativo di esplosivo e poi ha come aggravante il fatto che risulta essere sparata, quindi non è una granata che è stata appoggiata, è il frutto di un colpo che poi non è andato a buon fine e ha anche una spoletta interna, quindi si tratta comunque di un ordigno di una certa tipologia che necessita comunque di alcune attenzioni particolari. Dicevano anche gli esperti che insomma in una situazione simile come quella di via Porteghetti non più di un mese fa in Inghilterra durante l'intervento la bomba è esplosa, quindi anche loro credo che operino di volta in base anche a quella che è la prassi, ma anche agli avvenimenti che capitano, in modo che avvenga tutto nel modo più sicuro possibile. Mi diceva che gli artificieri si sono riservati un paio di giorni per chiarire un po' l'iter, no, in questo caso. Sì, proprio questo, perché ovviamente la volontà di tutti è quella di fare il più presto possibile
proprio perché siamo in prossimità delle abitazioni. Bisogna capire la natura appunto dell'ordigno e anche le sue relazioni con le normative vigenti e capire, diciamo, ciò che è assolutamente necessario fare. Ciò che insomma ha sempre fatto la prefettura è far sì, insieme agli artificieri, che tutto venga fatto con la massima sicurezza per gli abitanti e per tutte, diciamo, le strutture e le infrastrutture lì vicine. Si prospetta un nuovo Bomba Day a Cismon? No, dai, speriamo di no. Anche perché, lo ricordiamo, durante il Bomba Day di giugno era stato necessario chiudere anche la strada statale Valsugana. Sì, che è uno dei grandi temi, anche questo quindi comporta una serie di disagi non limitati all'abitato di Cismon, ma ovviamente a tutto il comprensorio. Dalla Val Brenta è tutto, io ringrazio il sindaco Luca Ferrazzoli e restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Monica Smiderle, giovani e giovanissimi sempre al centro di episodi di cronaca. A Firenze è scoppiata una polemica dopo l'aggressione davanti ad un liceo. La preside ha scritto una lettera in cui parla di rischio fascista, vediamo la Repubblica, e critiche, vedete, al ministro delle teleminacce che tace sull'agguato, e il ministro dell'istruzione Valditara risponde: rischio fascista, ridicolo, l'ira di Valditara contro la preside che ha scritto la lettera dopo il pestaggio a scuola, valuto provvedimenti. Il ministro dell'istruzione e del merito è all'interno, sempre ancora una bufera che lo riguarda, e giovanissimi al centro della cronaca per via delle baby gang. Ne è stata sgominata una a Dolo, sono risse, furti, e la denuncia da parte dei carabinieri di 10 minorenni. Vediamo. Dopo mesi di indagini mirate e segnalazioni frequenti da parte dei residenti, i carabinieri di Dolo hanno denunciato 10 minorenni alla procura di Venezia. Violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamenti, ricettazione e disturbo della quiete pubblica. Sono i reati di cui si sarebbe resa responsabile la baby gang, formata da ragazzini tra i 14 e i 19 anni che avrebbero agito tra aprile e novembre 2022. Un furto in un supermercato, danneggiamento di un'auto, furto di oggettistica vari al Luna Park della Sagra Paesana, oltre 3 ciclomotori parcheggiati nei pressi delle scuole. Anche molti istituti scolastici sono stati presi di mira dalla baby gang, che oltre a essersi resa protagonista di risse ha provocato danneggiamenti sia nelle aree esterne sia in quelle interne, prendendo di mira le tastiere dei computer o le macchinette del caffè. Ancora, la notte di Halloween avrebbero rubato materassi da un deposito rifiuti dell'ospedale con l'obiettivo di crearsi una specie di bivacco. Ragazzi conosciuti che lo stesso sindaco ha più volte cercato di far desistere. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili, dai servizi sociali alle associazioni sportive, ma di fondo c'è una incapacità di porsi di questi ragazzi in dialogo con l'autorità, che in parte un po' anche si rifiuta, ma nel momento in cui, come ho fatto all'inizio, li ho portati addirittura nella sala del Consiglio Comunale per far capire che si deve entrare dentro e ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare anche da chi è alle scuole medie piuttosto che superiori. Siamo quindi ad un giro di boa pesante, mi rendo conto, ma che deve spronarci tutti a riposizionarci anche in un ruolo collettivo, comunitario, formativo, dove anche non aver più paura di dire: guarda che questo non lo puoi fare per questi motivi, sappi che se sbagli paghi. Ieri sera a Focus centinaia di messaggi sulla guerra in Ucraina, pro e contro Putin, e domani, intanto vediamo il titolo della Stampa: l'Occidente è pronto a far cadere il mondo negli abissi, Kiev e i russi con le uniformi simili alle nostre preparano una provocazione a nord, davvero la tensione allo zenit. Dopo la visita di Biden a Kiev è andata anche Giorgia Meloni, Berlusconi attaccato da Mosca, insomma una situazione davvero anche politicamente molto, molto allarmante. E domani, in occasione dell'anniversario dell'inizio della guerra
in Ucraina. Sarà un anno il 24 febbraio, domani. A Vicenza ci sarà una fiaccolata della pace dove ci sarà il vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto che è collegato con la nostra Luisa Bertini. Sentiamo. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia del Vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, per annunciare domani una fiaccolata che si svolgerà in diverse città italiane, compresa Vicenza, in occasione dell'anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. Insomma, avete deciso di partecipare per lanciare un messaggio molto chiaro. Sì, il messaggio è quello di trovare forme per costruire la pace e superare questo conflitto che sta generando tante sofferenze inutili, si potrebbe dire, e quindi un pieno coinvolgimento, peraltro nel territorio vicentino che è più vasto oltre alla città. Sono programmate altre iniziative sempre di manifestazioni proprio a favore della pace, insieme alla occasione di questo anniversario abbiamo chiesto anche alla comunità ucraina che si ritrova in vari luoghi della diocesi di poterla incontrare, pregare insieme, soprattutto appunto con fratelli credenti, per invocare il dono della pace e pregare per le popolazioni ucraine, per le popolazioni russe, perché davvero questo conflitto trovi una soluzione in tempi molto brevi. Ecco, lei lancia anche un appello a quella che è la società civile, alla partecipazione. Che cosa può fare la società civile? Penso che la società civile possa sempre di più prendere consapevolezza che il superamento di ogni forma di violenza nasce all'interno delle realtà fondamentali come la famiglia, la scuola, tutte quelle forme di vita ordinaria nelle quali tuttavia si incrociano ancora occasioni di violenza fisica, di violenza psicologica che andrebbero decisamente superate. Se cresce questa attenzione più di carattere sociale, anche quelle che possono essere le attuali modalità di soluzione dei conflitti tra nazioni potrebbero trovare uno sbocco differente. Ci auguriamo che un giorno, come è stata dichiarata illegale la schiavitù, si possa dichiarare illegale anche la guerra come soluzione dei conflitti tra i popoli. Ecco, guerra in Ucraina che ha avuto delle ripercussioni mondiali in Italia, ma anche qui nel Vicentino tante famiglie vengono a bussare alla vostra porta perché comunque il livello di povertà si sta aumentando. Questo certamente è dato dagli esiti e gli influssi che la guerra attraverso le sanzioni hanno creato anche in un contesto europeo, e certamente ci troviamo con famiglie che fanno fatica a concludere il mese, chiedono un sostegno per le necessità ordinarie. Sappiamo dalla Caritas che queste esigenze sono aumentate negli ultimi mesi e quindi davvero ci stiamo prendendo cura, e credo che anche una consapevolezza sociale con l'importanza che ha in questo nostro territorio il volontariato possa creare reti di solidarietà per andare incontro a queste situazioni. Ecco, io ringrazio il Vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, e restituisco la linea studio. Grazie molte, grazie a Luisa Bertini, al Vescovo. E mentre la situazione è sempre più drammatica in Ucraina e si contano migliaia di vittime, tra queste vittime ci sono bambini, si perde del tempo a commentare, a fare polemiche su vicende veramente poco importanti. È diventato virale in queste ore il video di un giornalista australiano in Moldavia che viene baciato da una donna. Allora la polemica è: se fosse capitato il contrario, se un uomo avesse baciato una donna, vediamo queste immagini. Almost another $500 million in military aid. That doesn't include long-range weapons. Thank you.
Vabbè, non era in diretta, era insomma imbarazzato, ma vi sembra il caso di parlare su Facebook, su tutti i social di questo episodio? A noi pare di no, ci sono cose molto più importanti. Vediamo, no, adesso andiamo in pubblicità e poi andiamo avanti. No, scusami Italo, andiamo avanti con altri servizi. Il carcere minorile di Treviso, che era stato chiuso in aprile e invece sarà riaperto il 28 febbraio. Sentiamo. 28 di questo mese dovrebbe riaprire l'istituto IPM ristrutturato. Tornerà a pieno regime il carcere minorile di Treviso, una riapertura, quella dell'istituto penitenziario di Santa Bona, per nulla scontata dopo i gravi episodi avvenuti nell'aprile scorso. Un incendio innescato dai detenuti in rivolta, infatti, aveva reso inagibile il carcere, compromettendo gran parte del sistema elettrico e idraulico del penitenziario. C'era stato un incendio doloso da parte di alcuni detenuti, soprattutto detenuti extracomunitari, che per protesta avevano dato fuoco ai suppellettili, quindi materassi e quant'altro, rendendo inagibile la struttura detentiva. 7 celle, circa 20 sistemazioni e 30 poliziotti, tutto pronto a raccogliere i detenuti dislocati nei BPM di tutta Italia durante la sua chiusura. Detenuti che sono stati allontanati a Bologna, Ariano, Bari, Milano, rientreranno proprio nella loro giurisdizione, che è quella di Treviso. Una svolta nel sistema penitenziario del territorio che potrebbe essere solo temporanea. All'orizzonte, infatti, lo spettro di una chiusura definitiva. Lo dico in maniera molto così, col punto interrogativo. Fervono i lavori nell'ambito dell'area detentiva di Rovigo, dove si sta predisponendo un padiglione detentivo eventualmente da adibire per dove sostituire il PM di Treviso. Abbiamo aperto questa edizione mattutina del nostro telegiornale con la spaccata, l'ennesima spaccata Mestre. Ce n'è stata una anche a Gaiarine, nel Trevigiano, ai danni di un ferramenta, e i carabinieri hanno recuperato tutta la refurtiva. Vedi tutti i tuoi sacrifici così lasciati in balia di questi 4 scalmanati che compiono questi gesti rompendo vetrate, porte. Il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, rivolge un pensiero a Eugenio Bazzo e alla sua famiglia, i titolari del negozio La Ferramenta di Via Vizza, preso di mira nella notte da una banda di individui con il passamontagna calato in volto, che prima ha mandato in frantumi la vetrata, poi ha arraffato attrezzi e batterie per un valore di 50.000 euro. Messi in fuga dall'allarme, hanno lasciato dietro di sé danni ingenti. Rammarico, assieme a impotenza, per pensare che i nostri territori sono in mano a queste organizzazioni, perché altro non riesco a pensare, non è una ragazzata, che irrompono così nella tua attività, nella tua vita, nella tua sfera, nella tua abitazione. Quando succede nelle abitazioni lascia un segno che il tempo veramente difficilmente riesce a togliere. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Codognè e Fontanelle e del nucleo radiomobile, che dopo una veloce ricognizione hanno rinvenuto in un campo vicino al negozio l'intera refurtiva che i ladri avevano nascosto lì pensando di recuperarla in un secondo momento. Ora le telecamere di sorveglianza dell'area prossima all'attività commerciale sono al vaglio degli investigatori nel tentativo di risalire all'identità dei malviventi. Quella dei Bazzo sarebbe peraltro la terza ferramenta della zona colpita nell'ultimo periodo. Sì, perché hanno bisogno di altri ferri per fare altre spaccate, no? Giustamente. Invece di comprarli fanno una spaccata per poi fare altre spaccate. Insomma, siamo veramente al colmo della pazienza di questi poveri negozianti. Andiamo in pubblicità, torniamo subito e parleremo di migranti e imprese. Davvero gli industriali, gli imprenditori veneti hanno bisogno di manodopera extracomunitaria? Ne parleremo con Luigi Susin di Fratelli d'Italia e con Marco Zabai del Partito Democratico. A tra poco.
Di nuovo con Focus TG parliamo spesso di migranti perché nonostante tutti i tentativi di limitare i flussi dell'immigrazione continuano gli sbarchi a raffica, non solo attraverso le ONG che il governo fa arrivare non più in Sicilia e in Calabria ma in porti come Ancona, La Spezia e Civitavecchia, ma arrivano anche con barchini, continuano ad arrivare in Sicilia, sono davvero tanti. A Lampedusa sta scoppiando il centro di accoglienza e si prevedono ondate di migranti anche in Veneto nelle prossime settimane. Sono immagini che siamo abituati a vedere, quelle dei salvataggi. Le ONG continuano a svolgere la loro attività, si sostiene giustamente che le persone che sono in pericolo di vita vanno salvate, ma il problema è che poi tutti questi migranti nella gran parte dei casi rimangono nel nostro paese. Difficilmente l'Europa, che a parole dice di voler partecipare alla redistribuzione, all'accoglienza dei migranti, poi interviene concretamente, sia pure dopo vertici lunghissimi, interminabili, dove ci sono sempre dei buoni propositi, ma poi le vittime dei trafficanti di schiavi poi rimangono in Italia e peggio ancora quando purtroppo annegano nel canale di Sicilia. Di migranti parliamo, ma non dei soccorsi ai migranti, della redistribuzione, ma delle imprese. Le imprese, per bocca di Enrico Carraro, presidente di Confindustria, hanno detto: noi abbiamo bisogno di manodopera e quindi ben venga anche quella straniera, possibilmente qualificata, ma certo non è sempre un obiettivo raggiungibile. Ne parliamo con Luigi Susin di Fratelli d'Italia. Buongiorno, grazie direttore. Buongiorno Susin, e con Marco Zabai del Partito Democratico. Buongiorno Zabai. Buongiorno direttore. Buongiorno. Grazie anche a lei. Allora, Susin è un imprenditore, peraltro per Fratelli d'Italia segue il settore delle imprese che peraltro vedremo poi la vicenda della Safilo e di altre aziende che sono in difficoltà. È inevitabile, è necessario per avere manodopera far ricorso ai migranti, a chi arriva nel nostro paese da altre nazioni? Ma allora direttore, vede, il concetto è corretto sotto un certo punto di vista. Io stesso cerco collaboratori in azienda, ovviamente però cerco dei collaboratori qualificati, no? Quindi per questo secondo me bisognerebbe sì, andare a lavorare un po' più su quello che è il mondo della scuola professionale, perché dopo queste persone che arrivano in questi barconi che abbiamo visto, penso pochissime siano persone che sono così specializzate e sono persone che possono essere già inserite nel mondo del lavoro. Certo è che il mondo del lavoro ha bisogno di manodopera e se questo è un dato di fatto, lo dicono tutti, lo dice Confartigianato, lo dice Confindustria, lo dicono tutti gli operatori che oggi lavorano nel mondo dell'industria. E devo dire che il fatto di avere comunque manodopera a disposizione potrebbe essere un punto di forza anche per il nostro Paese. È vero anche che l'Europa però deve prendersi un po' carico di questi migranti, di queste persone che arrivano. Il governo oggi sta cercando di fare in modo, e questo era quello che diceva il Presidente Meloni, ancora dicendo appunto di fare di mettere le navi, insomma, che qualcuno l'ha intrapreso così, di mettere il blocco navale, qualcuno ha intrapreso di mettere le navi, in realtà non è proprio quello che si voleva. Il concetto di andare a mettere un blocco navale è quello di dire andiamo nei paesi di partenza per fare in modo che questi migranti non siano in difficoltà e oltre ad essere in difficoltà essere in pericolo nella traversata. In fatto di avere poi le persone
nel territorio a disposizione, bisogna sicuramente fare un ragionamento logico per capire queste persone di cosa si sono mai occupate e come poterle magari inserire, perché effettivamente in mezzo a tante di queste persone ci sono anche persone capaci che possono essere di aiuto alle nostre imprese. Allora, intanto vi dicevo, l'Europa a parole è molto disponibile. Oggi Ursula von der Leyen è andata a Palermo, ha teso la mano all'Italia, ha detto, vedete il titolo della stampa, sui migranti serve una risposta europea, e poi ha invitato ad usare bene le risorse del recovery in Sicilia. Ecco, Marco Zabbai, l'Europa continua a parlare di collaborazione, però di fatto non sembra che si sia andati molto avanti, e questo pure in presenza di un governo che sta tentando di che ha riallacciato i rapporti con l'Europa, ma che, bisogna dire, aveva annunciato il blocco navale e poi si è dimostrato che anche lì un conto tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, diciamo, no? Sì, esattamente, poi teniamo conto che, intanto buongiorno a tutti di nuovo e grazie per l'opportunità di intervenire. Teniamo conto che l'Unione Europea è organizzata con un sistema per cui basta che uno solo dei paesi si opponga a una serie di decisioni e tutto si blocca. Quindi quando in Europa abbiamo dei governi fatti da amici fraterni della nostra Presidente del Consiglio, quindi penso a Orban, penso alla Polonia, che sostanzialmente pongono il veto su qualsiasi tipo di politica di distribuzione e di presa in carico della corresponsabilità della distribuzione dei migranti, lasciano paesi come l'Italia, che è naturalmente una rampa di lancio nel Mediterraneo, a doversi gestire da sola questo fenomeno. Quindi primo problema, dovrebbero risolverselo in casa la famiglia politica della Presidente del Consiglio, cioè sono gli amici di Fratelli d'Italia che bloccano. Ma c'era anche prima, la redistribuzione. Zabbai, non è che era adesso. Ma sì, appunto, però ripeto, sono i compagni dei suoi amici di partito che stanno bloccando questo sistema, non di certo quelli della famiglia del Partito Democratico. Ma non è da adesso che i migranti, il problema dei migranti non è adesso. Il problema, mi lasci finire, certo. Allora, il problema dei migranti, ok, è un problema che deriva da prima di tutto la migrazione è un fenomeno umano che è sempre esistito. Noi cerchiamo di regolarla tramite delle leggi che possono risultare più o meno efficaci. Attualmente ricordo che in Italia la legge che governa questo fenomeno è la legge Bossi-Fini, non la legge fatta da qualcun altro, ok? Quindi da ministro leghista a un ministro che aveva la base di Alleanza Nazionale, che è il padre politico di Fratelli d'Italia. Allora, ma insomma, non è proprio invece così. a livello europeo è l'accordo di Dublino che è stato sottoscritto dal governo Berlusconi ora e che non è mai stato modificato. Quindi non veniamoci a raccontare che non avete responsabilità nella gestione di questo fenomeno come parte politica. La destra ha grandissime responsabilità. Dopodiché, sulla gestione per quanto riguarda l'Italia, è chiaro che noi dobbiamo migliorare fortemente come gestiamo il fenomeno. La legge Bossi-Fini basa la regolarizzazione dell'immigrazione sul lavoro, ma lo fa in una maniera che è completamente anacronistica, una maniera che crea degli imbuti che provocano poi il fenomeno a cui stiamo assistendo, per cui la gente cerca delle vie illegali per arrivare, non secondo la legge, per arrivare in questo paese. Però il problema rimane e giustamente la richiesta di manodopera che viene fatta perché da sempre i paesi nel momento in cui necessitano di un certo tipo di flusso di lavoratori lo vanno a cercare dappertutto, è sempre stato così. Quello che noi dobbiamo fare è creare un sistema per cui questa cosa avvenga nel miglior modo possibile. Sicuramente la risposta non è prendersela con le ONG, che ricordo al massimo si sono occupate della raccolta del salvataggio dell'1%, il 2% di quelli che arrivano, ok?
non è proprio così. No, questi sono i numeri che dà il Ministero dell'Interno. Sì, no, ma le ONG facevano anche un altro lavoro che non è quello proprio di salvare soltanto, ma mettersi d'accordo anche con gli scafisti per andare a recuperarli. Ma basta, queste sono accuse false, dimostrate false. Queste comunque ve la prendete con l'ONG, questa è la specialità di Fratelli d'Italia e della destra in questo paese. Vi apprendete a una cosa che non ha alcuna rilevanza, come il passaggio dei migranti che fanno le ONG, perché vi dovete scegliere sempre un nemico. Benissimo, il nemico vero, visto che voi siete quelli pronti a governare, infatti siete straordinari, quando siete voi, sì, infatti gli sbarchi sono decuplicati da quando siete a governo voi. Quindi questi sono numeri che dà il Ministero dell'Interno. Ma vedremo, adesso non è che potete... No, non è che li vedremo, li vediamo già. Guardi, vada avanti, dopo le rispondo perché non mi sembra neanche corretto interromperlo. Lo sapete, no, infatti, grazie. Comunque, il punto è questo, bisogna che dobbiamo fare delle nuove leggi che governino il fenomeno, bisogna che si superi il modello per cui in Europa si decide tutti allo stesso modo e non a maggioranza, e questa è una cosa fondamentale, che questa è la questione che va affrontata, e quindi ci vuole in questo senso che il potere di veto di stati, ripeto, della parte politica del partito La Meloni, la smettano di avere un diritto di veto su queste decisioni e che si ridistribuiscono. La Germania se ne è prese di migranti, ma ha avuto la furbizia di prendersene quelli, più di 1 milione, di persone qualificate che venivano dalla Siria e da quelle parti. Allora risentiamo, Zabai, sentiamo di nuovo Susin. Allora, grazie direttore. Io volevo soltanto dire questo. Siete stati al governo 10 anni, c'era la legge... Anche con la Lega, c'era anche la Lega. Io non faccio parte della Lega, io faccio parte di Fratelli d'Italia. Lei fa il governo con loro. Io faccio parte di Fratelli d'Italia, non voglio neanche occuparmi della Lega. Io vi dico soltanto questo. Io voglio dirvi, siete stati al governo 10 anni, c'era una legge Bossi-Fini, non vi andava bene, la potevate modificare, non l'avete fatto. Che il governo non avete fatto in modo di fare qualcosa per fermare i migranti. No, non avete fatto niente. Adesso pretendete, pretendete dalla Fratelli d'Italia, da questo governo di centrodestra, che in 3 mesi vi metta a posto tutti i problemi che avete lasciato. In questo governo io le dico solo una cosa, io ho capito una cosa da queste elezioni, che voi le elezioni avete voluto perderle appositamente perché non eravate in grado di gestire la situazione, e questo è un dato di fatto che i cittadini lo hanno riscontrato, questo, perché siete veramente incapaci a gestire queste cose qua, e le elezioni le avete volute perdere di proposito. Allora scusate, siamo poi in democrazia, torniamo, le elezioni si vincono e si perdono, vedremo come poi ritorniamo da Zabaj. Vediamo adesso però la situazione difficilissima a questo punto della Safilo, in particolare dello stabilimento di Longarone, che è stato giudicato non importante da parte dell'azienda anche durante l'ultimo incontro con i sindacati. Vediamo il servizio. Ore contate per la Safilo di Longarone, l'azienda convocata al tavolo dell'unità di crisi regionale dall'assessora al lavoro Elena Donazzana ha confermato la non strategicità dello storico sito industriale e sul disimpegno della proprietà pare non ci siano più dubbi. L'azienda ha illustrato la fase di ricerca avviata per esplorare soluzioni alternative. L'advisor ha dichiarato la concreta probabilità dell'acquisizione del sito da parte di importanti operatori del settore dell'occhialeria. Abbiamo, come dire, detto a chiare note, innanzitutto che rigettiamo completamente l'impianto, va bene, che in qualche modo l'azienda ci sta proponendo, perché è evidente che è un'azienda che fattura 1 miliardo di euro di fatturato e più di 100 milioni di utili, quindi non sta portando i libri in tribunale. Dura la presa di posizione dei rappresentanti sindacali regionali di CGIL, CISL, UIL della categoria, che respingono al mittente la posizione aziendale a fronte degli impegni presi al Ministero dello Sviluppo nel 2019, l'anno del sacrificio di 500 lavoratori. Da lì in poi per lo stabilimento di Longarone era stato disegnato un futuro di certezze miseramente abbattute da un piano eccentrico, come l'ha definito ieri ai nostri microfoni Maurizio Castro. In una nota i sindacati ritengono
ritengono che ogni possibile operazione industriale non può prescindere dal mantenimento del numero attuale dei dipendenti e dalla difesa delle loro professionalità. Noi chiediamo che in qualunque caso il saldo occupazionale deve essere zero, cioè non uno di meno. Venerdì prossimo a Longarone sono programmate le assemblee sindacali, dopodiché il coordinamento regionale Safilo si riunirà per assumere le iniziative conseguenti. L'unità di crisi regionale ha convocato un nuovo incontro di approfondimento fra 15 giorni. La regione, fa sapere l'assessora Donazzana, è in stretto contatto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'obiettivo, dichiara Donazzana, è la continuità produttiva dello stabilimento di Longarone e la salvaguardia di tutti i lavoratori. Servizio di Tiziana Bolognani, Zabai, c'è anche questo, no? Il fattore imprese che purtroppo questa è in mano a un fondo olandese, ha fatto ricavi del più 11% l'anno scorso e viene comunque chiusa perché questa sembra essere la decisione definitiva, no? È una decisione gravissima che mette in particolar modo in una zona come quella del Bellunese di Longarone, che è una zona già particolarmente delicata, essendo posizionata in un'area periferica del nostro territorio. È una decisione gravissima che l'azienda sta prendendo, tra l'altro un'azienda che è assolutamente florida da un punto di vista economico e che anzi è ben più che inattivo. Qui dobbiamo fare i conti con che tipo di azioni vogliamo prendere rispetto a queste aziende e alle scelte che fanno di trasferire produzione in paesi dove costa secondo loro meno. Noi dobbiamo in questo senso dotarci di una politica industriale a livello nazionale che valorizzi le aree periferiche. In particolar modo so che è in discussione una serie di interventi normativi che riguardano la montagna, che riguardano le aree interne, che dovrebbero prevedere degli incentivi a mantenere la produzione su questi territori. È vero anche che purtroppo bisogna che il nostro tessuto imprenditoriale sia più legato in questo momento a venire incontro anche a queste realtà e cercare di fare squadra con le istituzioni, con i sindacati per risolvere questa situazione molto grave. Allora andiamo in pubblicità proprio un minuto e poi torniamo ancora con gli imprenditori. Hanno bisogno dei migranti, ci siamo chiesti, vedremo anche i migranti, i profughi ucraini che sono stati ospitati proprio del Bellunese. Pubblicità. Ultima parte di Focus TG, manodopera, gli imprenditori hanno bisogno dei migranti, abbiamo titolato, abbiamo seguito in questi anni, in questi mesi, l'arrivo di tanti profughi ucraini, molti hanno trovato lavoro, molti sono stati ospitati da famiglie del Veneto. Qui siamo nel Bellunese, vediamo un servizio proprio di qualche giorno fa di Tiziana Bolognani. Siamo davanti alla scuola materna Cairoli di Belluno, dove da ieri pomeriggio sono stati trasferiti i profughi rifugiati ucraini che erano ospitati dall'anno scorso nella ex caserma dei Vigili del Fuoco. A fianco a me l'assessore Franco Roccon. Assessore, ci porta all'interno dell'asilo per vedere cosa avete fatto per poter ospitare questi ucraini? Ma è stato fatto un lavoro davvero importante dai nostri dipendenti comunali, tutti si sono messi, diciamo, pancia a terra, come si dice, per dare il meglio a questi nostri ospiti. La nuova casa dei rifugiati ucraini si trova a pochi passi da Piazza Duomo e si affaccia sul Piave. Entriamo, venite con me a vedere un po' questo lavoro importante che abbiamo fatto. Buongiorno. Questo è l'ingresso, la reception, diciamo per dare modo di registrare le entrate e le uscite di questi nostri ospiti. Poi li abbiamo collocati su tutti e tre i piani più un attico che sta sopra.
abbiamo ovviamente montato tutti i letti, fatto tutte le cose che dovevano essere fatte, portando giù anche i propri effetti personali, insomma distinti persona per persona nei 47 che abbiamo collocato, più una che è anche in ospedale. 11 mezzi sono stati utilizzati per il trasloco che si è concluso ieri pomeriggio alle 15, facce sorridenti tra le mamme e i loro bambini. Possiamo dire che questa struttura sembra più una casa. Lo è, per certi versi ieri erano davvero contenti. La cosa migliore che abbiamo potuto vedere anche con il sindaco è che quando sono arrivati la prima cosa che i bimbi hanno fatto sono andati a giocare con i vecchi giochi dell'asilo nella sabbiera, e questo è stato motivo anche di soddisfazione. Un lavoro di aggregazione e di solidarietà assieme agli operai comunali, i volontari della protezione civile coordinati dall'assessora Lorenza De Cunovic. Tutto in pochissimo tempo. I nostri operai in una settimana hanno messo giù le docce, i bagni, sistemato i lavandini, fatto le pulizie, insomma un grande lavoro di solidarietà. Io davvero ringrazio poi tutti. Zabai, secondo il centro-sinistra non bisognerebbe distinguere tra profughi ucraini e migranti per quanto riguarda l'accoglienza, però anche molti sindaci dell'una e dell'altra parte dicono non abbiamo i mezzi e non abbiamo le strutture ormai per ospitarne altri, quindi diciamo anche coloro che stanno proponendo la SPRAR, l'accoglienza diffusa, di fronte ai fatti si arrendono. Cosa ne pensa? Oddio, io non penso che ci si stia arrendendo dal sostenere l'importanza dell'accoglienza diffusa, anzi proprio a Padova è stato lanciato un progetto europeo rispetto a questo che sta avendo molto successo, ed è quella la soluzione che permette di integrare anche nel nostro territorio quelli invece che creare degli hub in cui si possono creare tensioni sia per gli ospiti che per il contesto in cui si collocano. Il concetto è sempre lo stesso: chi ha bisogno di aiuto va aiutato, punto. E questo è il concetto base della solidarietà che i nostri concittadini, il nostro paese e il nostro territorio, il Veneto, esprime in maniera molto forte da sempre. Sono fenomeni che vanno gestiti. Questo di Belluno è un esempio di gestione di quello che è un'emergenza che è scoppiata rapidamente, che ha avuto bisogno di una risposta rapida. La stessa cosa si deve fare per i fenomeni che invece sono più strutturali, come può essere l'immigrazione che viene da altri contesti. Il concetto è sempre la capacità di gestire il fenomeno. Ormai non siamo di primo pelo rispetto a gestione di migranti, dovremmo avere delle pratiche consolidate. La questione degli SPRAR, dell'accoglienza diffusa, è quella che oggettivamente ha avuto i risultati migliori in termini di integrazione e di superamento della fase di adattamento che possono avere le persone che arrivano in un primo contesto, sia in termini di vantaggi per la cittadinanza, che si vede gruppi più piccoli inseriti in contesti più controllati, in cui c'è modo di conoscersi di più, c'è modo di avere a che fare direttamente non con uno shock ma con un numero più contenuto. Abbiamo proprio ancora un minuto, Zabai. Prego. Il concetto è questo, cioè da cogliere in maniera diffusa rimane la soluzione migliore, va fatto, va sostenuta con fondi e con risorse. Bene, grazie Marco Zabai. Luigi Susin, e poi chiudiamo. Io dico che bisogna fare un plauso a questa amministrazione che, devo dire, ha fatto veramente un lavoro certosino, importante, e è una cosa che va apprezzata e che spero che altri comuni comunque prendano in considerazione, perché di migranti ce ne sono tanti, vanno accolti, vanno sicuramente valorizzati anche per poi andare a inserirli sulle imprese. Il fatto di avere il comune di Belluno che lo ha fatto mi inorgoglisce, perché comunque è un comune di centrodestra, quindi devo dire il centrodestra quando è al governo riesce a fare anche queste cose e i cittadini dopo ci premiano. Allora, grazie a tutti, veramente a Marco Zabai del Partito Democratico, a presto Zabai, buon lavoro. Grazie a voi. A Luigi Susin per Fratelli d'Italia. Grazie, buona giornata, grazie direttore. Vediamo domani a mezzogiorno, sempre con Focus TG. Ringrazio Italo Moravo, il regista, con Alessandro Granziero oggi
oggi in regia, e stasera ovviamente alle 12, sì alle 12, alle 21, alle 21:15 il Talk Focus, stasera con sole donne ospiti. Ci vediamo più tardi, arrivederci.